buonasera, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Volley Time. In apertura vi presento gli ospiti di questa sera che sono Antonio Monesi, presidente della Benj, Ketty Monteleone, giocatrice con il ruolo di schiacciatrice con la maglia numero 3, ciao, benvenuta qui con noi per la prima volta, e ovviamente Nicola Benini, allenatore della squadra e nostro ospite ormai dall'inizio di Volley Time. Vorrei aprire questa puntata ricordando innanzitutto il 3-0 della Benj con il Villorba e sentendo subito le interviste che sono state realizzate a bordo campo con Laura Cioni e Francesca Mattiazzo. Oggi abbiamo vinto 3-0 contro il Villorba, è stata una bella partita e soprattutto perché erano seconde, loro volevano fare punti ma noi abbiamo dimostrato che forti, quindi basta, non c'è nient'altro da dire. Poi questa partita la dedichiamo alla Barbara, che praticamente si è sentita la sua mancanza in campo, perché in vari momenti abbiamo fatto magari più fatica ad andare giù, però siamo riusciti lo stesso a fare bene, a vincere, e questa è la cosa importante. Non è stata facile perché in certi momenti comunque loro non mollavano mai, erano sempre lì, però siamo state brave a fare meglio. È stata una partita abbastanza complicata, anche se dal risultato non sembra, però sono stati set molto tirati. Sapevamo che loro erano una squadra ostica, soprattutto perché sono molto tattiche, sappiamo che studiano bene gli avversari e sanno metterli in difficoltà. Hanno un buon attacco, noi siamo state brave a rimanere concentrate nonostante qualche momento di calo, sapendo che era un momento abbastanza delicato per noi visto l'infortunio del nostro vice capitano. Siamo state brave a imporre il nostro gioco molto spesso e a mettere in difficoltà soprattutto in battuta. Allora, una partita abbastanza complicata, quella di domenica scorsa, che però ha allungato ulteriormente il vantaggio in classifica. Il Presidente sarà soddisfatto? Diciamo che il sorriso è sulle nostre facce, sulle nostre labbra, perché effettivamente era una partita importante. Tutte sono importanti, però ci sono alcune squadre che sono nostre avversarie dirette nella lotta per il campionato. Villorba era una di queste, quindi vincere comunque era fondamentale per correre fino in fondo il nostro cammino tracciato ad inizio stagione. L'obiettivo è stato ovviamente raggiunto con grande soddisfazione. E un bel 3-0 secco che ci ha fatto comunque molto piacere. Sicuramente, come raccontato dalle ragazze in campo, è stata anche sugli spalti, è stata comunque una partita ricca di tensione, però avanti così, guardiamo avanti e non guardiamo indietro. Certo, allora Nicola, il Presidente è soddisfatto, tu sarai soddisfatto altrettanto, una partita che avendola vinta forse sarà un bel segnale anche per tutte le altre squadre. Sì, poi era importante per noi perché così abbiamo continuato la nostra striscia, abbiamo allontanato Villorba. Il periodo duro finisce tra 3 settimane, quindi andiamo avanti, lo archiviamo col sorriso perché è stata una bella soddisfazione. Non abbiamo giocato benissimo, ma va bene così e sono segnali il fatto di non giocare bene, comunque di portare a casa la partita. Quindi. Bene così, insomma. Allora, Ketty, innanzitutto benvenuta nei nostri studi e prima di chiedere a te un commento sulla partita di domenica scorsa, che come abbiamo sentito dalle altre ragazze non è stata una semplice partita, ma una partita che vi ha forse creato qualche difficoltà in più, tu come cominci il tuo cammino con la Benj e dal momento che abbiamo detto in apertura vieni da Bari, in un paese in provincia di Bari, da Modugno, come ti trovi ovviamente a vivere qui e come concili poi lavoro e vita atletica? Diciamo che sono già 6-7 anni che abito qua in Emilia-Romagna, più che altro non in Veneto. Ho giocato già in altre squadre qui al nord, però è il secondo anno che gioco qui nella Benj. Sinceramente sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti sia l'anno scorso che ovviamente quest'anno. Mi trovo molto bene, insomma, spero di continuare ancora e di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Sei concorde con il commento a bordo
campo delle altre ragazze sulla partita di Sì, domenica? la partita non è stata facile, noi non abbiamo giocato proprio benissimo, però diciamo che era una partita che sentivamo proprio perché questo mese incontriamo 3 squadre che ci seguono, una abbiamo già incontrata, la prossima appunto il Belluno, nostra inseguitrice, e la prossima ancora sarà il Martignacco, quindi sono partite molto difficili che sentiamo, speriamo di raggiungere l'obiettivo che abbiamo raggiunto domenica scorsa, cioè Ecco, i 3 punti. Sì, certo, i 3 punti ovviamente che al Presidente fanno tanto piacere sempre e ci hai anticipato quali saranno le partite in campionato, ma ti chiedo, quello di domenica, un match importantissimo, senza Barbara e adesso ricordiamo anche perché, Barbara Becconi, il vostro vice capitano, si è infortunato 2 partite fa. Ti chiederemmo anche di sapere come sta, se hai sue notizie e che partita è stata senza di lei. Allora, intanto diciamo la salutiamo, Certo. io l'ho sentita personalmente prima della partita, l'ho chiamata appunto per sentire come stessa e mi aveva detto che era appena uscita dall'ospedale, che diciamo, voleva essere con noi, ma i medici gli hanno detto che sarebbe stato meglio rimanere a casa. È stata una partita difficile, la sua assenza si sente sia in campo che in spogliatoio, ma comunque noi la consideriamo sempre una di noi ed è sempre comunque con noi. E l'avete voluta ricordare anche in campo scendendo con uno striscione prima di cominciare la partita di domenica, vero? Sì, sì, abbiamo appunto esposto questo striscione ricordando una frase toscana, visto che abbiamo ricordato il termine bellina che lei usa sempre, e quindi bellina, sei sempre con noi. E allora ti salutiamo Barbara, in bocca al lupo e insomma presto vorremmo anche riaverti in studio qui con noi per fare una bella chiacchierata insieme. E con il 3-0 rifilato al Villorba, la classifica ovviamente ha fatto un balzo avanti, 12 punti in più sulle trevigiane. Io il commento questa volta lo vorrei chiedere direttamente al Presidente e dalla regia chiedo di poter vedere la classifica. Beh, sicuramente è una classifica interessante perché ci vede a 52 punti con un Belluno a 43, lo stesso Belluno che viene a trovarci domenica prossima, quindi noi siamo sicuramente agguerriti e determinati. Il messaggio che le ragazze, lo staff e che la società dà in generale è che comunque il nostro obiettivo è vincere. E poi le conseguenze sono appunto che la posizione in classifica e sono quindi diciamo raggiungere gli obiettivi di vittoria che abbiamo tracciato ad inizio campionato. Però domenica appunto con Villorba abbiamo raggiunto l'obiettivo, ripeto, bisogna raggiungerlo con Belluno e sarà così al di là delle partite, collegandomi a quello che ha detto Nicola poco fa, è vero che adesso diciamo c'è questo mese è particolare perché ci sono 3 partite importanti o più dure rispetto alle altre, però il messaggio che la squadra dà, che la società dà alla squadra è comunque quello che obiettivo è solo uno, quello di vincere indipendentemente dalla posizione in classifica. Ecco, con il risultato di domenica avete eguagliato il record della Benjo dello scorso anno, immagino quindi che da qui solo a migliorarvi ulteriormente. È una cosa interessante perché come numero di vittorie è vero, l'abbiamo eguagliato, però devo dire che il sapore di quest'anno è un pochino più bello, insomma, sono più saporite perché intanto sono dei 3-0, dei 3-1, quindi non sono solo vittorie ma sono anche 3 punti. E questo è dimostrato effettivamente dalla posizione in classifica che ci dà soddisfazione per tutti gli sforzi fatti durante l'estate, l'inizio stagione, eccetera. Ovviamente, tanto per cambiare, il messaggio è non ci si ferma, si guarda avanti, quello che è passato è passato. E allora Nicola, per battere il record col Belluno bisogna vincere, dall'andata per 3-2, quanto sarà dura la partita di domenica prossima? Per me, vabbè, al di là dei discorsi della solita filosofia che la partita più dura è quella che deve ancora è alle essere porte, giocata. penso che sia la più dura della stagione. Coppa a parte perché poi la Final Four sarà molto importante,
tutto il resto, però Belluno è forse la squadra che io ho sempre visto come la più tosta avversaria del girone. E loro arriveranno qui un po' come fosse un'ultima spiaggia, perché se dovessero andare a casa senza punti a più 12 noi saremmo veramente ad un passo, e quindi loro non possono permettersi di perdere, e arriveranno qua mettendo tutto quello che hanno in campo. Ovviamente la squadra non è nuova, l'avete incontrata oltre che nell'andata di campionato anche nelle 2 partite di Coppa Italia, che ovviamente avete vinto sempre per 3-0 e 3-1, e che poi tra l'altro la seconda partita è quella che vi ha regalato proprio la qualificazione. Allora, qual è dal punto di vista tecnico l'insidia più grande delle vostre avversarie? Sono una squadra che sa giocare, che ha alcuni attaccanti molto potenti e che sanno complicare la vita alla difesa avversaria. Sono un po' altalenanti, soprattutto in trasferta, quindi speriamo di riuscire a metterle in crisi. La partita di Coppa, le 2 partite di Coppa sono un po' casi a parte, perché avevano appena avuto infortuni, erano un po' in difficoltà, e loro la Coppa hanno sempre detto di non puntare, quindi può darsi che si siano anche un po' coperti. Sì. Non lo so, io sono portato a non sottovalutarle, poi certo, ce la giochiamo. Noi non è che siamo inferiori, certo, perché la classifica mi sembra che parli chiaro, poi vinca il migliore. Vinca il migliore. Chetti, ovviamente dal canto vostro dovete riscattare la sconfitta dell'andata, dal canto del Belluno, il Belluno vuole vincere sicuramente, quindi diciamo qual è delle 2 squadre quella che in campo scenderà più agguerrita domenica? Allora, diciamo che in campionato appunto hanno avuto loro la meglio, in Coppa le abbiamo vinte tutte e 2, però secondo me loro la Coppa non l'hanno giocata con la stessa nostra motivazione, quindi penso che verranno a Rovigo abbastanza motivate e agguerrite per riscattarsi, ma d'altro canto ci saremo anche noi che scendiamo in campo più agguerrite e più motivate per continuare il nostro cammino. Ecco, voi avete perso in questo momento il vice capitano, ma anche il Belluno durante il campionato ha subito delle perdite di giocatrici per infortuni, quindi credi che comunque le squadre scenderanno un po' in campo alla pari domenica? Sì, non so se la loro banda infortunata rientri per la partita di domenica. È già rientrata, quindi questa volta siamo noi forse ad aver perso una giocatrice, però vabbè, siamo 2 squadre che si compensano, una volta un'infortunata, una volta l'altra. Siamo in 12, riusciremo a giocare alla pari. Quindi sarà una bella partita, sì, quella che vedremo domenica. E adesso chiudiamo un attimo il campionato, parliamo di Coppa Italia, Final Four, che ricordo si giocherà a Rovigo nelle giornate del 6 e 7 aprile. Allora, Presidente, a che punto è l'organizzazione? L'organizzazione sta procedendo nel miglior dei modi, nel senso che ormai abbiamo definito i dettagli di quello che sarà poi organizzato, quindi orari, quindi alloggio per le squadre, quindi combinate, nel senso che chi viene da fuori avrà la possibilità poi di fare qualche visita culturale nella giornata del sabato, quindi di impegnare anche il tempo libero per visitare Rovigo, soprattutto questo per chi viene da fuori. E stiamo cercando quindi come società di offrire un pacchetto a chi viene appunto per la Final Four a Rovigo, un pacchetto che riempia, che faccia piacere la città e che è il territorio e che riempia effettivamente tutto il tempo. E la cosa importante che mi piace dire è che comunque in assoluto è la prima volta che Final Four si realizza, viene organizzato a Rovigo. Questo è merito ovviamente prima di tutto delle ragazze che scendendo in campo ci hanno permesso di arrivare in Final Four appunto, ed è merito poi di tutte le istituzioni che a un certo punto prese, messe tutti assieme, ci hanno supportato nella nostra proposta alla federazione per riuscire ad ottenere effettivamente l'organizzazione.
quindi effettivamente ci aspettiamo un bel risultato. Allora, proprio di Coppa Italia continuiamo a parlare e io vi ricordo che sono già in vendita, in prevendita ovviamente, i biglietti per assistere alle partite del 6 e 7 aprile. Il biglietto per la singola giornata ha un costo di 7 euro, mentre facendo l'abbonamento e quindi potendo insomma assistere a entrambe le giornate di gara il costo è di 10 euro. Ovviamente i ragazzi fino a 15 anni non pagano e altre agevolazioni sono previste per le società sportive. Comunque, per tutte le informazioni, per altri dettagli, vi rimando al sito bengerovigo.it, dove appunto oltre anche a un dettagliato schema di gare, quindi delle giornate, troverete tutte le informazioni relative alle prevendite. Allora Chetti, ritorno a te e vorrei chiederti se ovviamente giocare le Final Four a Rovigo sarà per la squadra un valore aggiunto oppure no? Sì, sicuramente, tra virgolette, saremo comunque agevolate, ma non dal punto di vista sportivo, perché comunque giocheremo tutte alla pari, però giocare in casa con il pubblico che ti sostiene, con un campo che già conosciamo, è un grosso vantaggio, una grossa agevolazione. Però forse anche una bella responsabilità. Sì, diciamo che a livello emotivo è una bella responsabilità, sì, diciamo che la città si aspetta molto da noi, come anche la società. E speriamo quindi, di non deludere nessuno. Sicuramente darete il meglio e quello che ti chiedo è se, in vista ovviamente della Final Four che ormai sta per arrivare, state giocando il campionato con una tensione emotiva diversa? No, comunque siamo concentrate sia per il campionato, perché l'obiettivo è sempre più vicino, però ovviamente uno sguardo alla Final Four lo diamo sempre, anche perché si avvicina sempre più e si sente appunto un po' la pressione da fuori. Allora passiamo adesso a una domanda che ci è arrivata da un telespettatore da casa per Nicola. Ci chiedono, dopo Belluno avrete la trasferta di Martignacco, sappiamo che sei scaramantico, qualcuno l'ha capito Nicola, ma i numeri dicono che in caso di 2 vittorie da 3 punti potreste arrivare a giocare la Final Four con già la promozione in B1 in tasca. È un'eventualità che prendi in considerazione o vuoi un'altra sedia con un altro po' di ferro per attaccarti? In caso di potrebbe, noi giochiamo domenica con Belluno, vediamo se va bene con Belluno e poi ci concentriamo su Martignacco e guardiamo. Finché la matematica non ci dà la sicurezza, non ci pensiamo. Una partita alla volta, abbiamo fatto così dall'inizio, una partita prima, una dopo, credo che non cambi le cose. L'importante è raggiungere l'obiettivo, poi quindi, arriverà da sé, come diceva prima il Presidente, arriverà da sé. Ecco, la classifica è la conseguenza delle vittorie, come diceva lui, e il resto... Presidente, allora questa matematica? Allora, è giusto che effettivamente chi va in campo o come giocatrice o come staff abbia come orizzonte temporale la prossima partita e si va in campo determinati a vincere partita per partita. Da un punto di vista societario invece è necessario fare effettivamente programmi a più lungo termine, quindi da un punto di vista societario effettivamente c'è l'acquolina in bocca perché vedendo appunto i risultati. Però manteniamo i piedi per terra, ci piacerebbe effettivamente arrivare in Final Four rilassati per il campionato. Al contrario di Nicola, io non sono scaramantico, anzi mi piace rompere gli schemi, solo gli schemi. Solo gli schemi, va bene. Però appunto andiamo in campo e facciamo fuori Belluno domenica sera. Molto bene. E allora un'altra domanda sempre da un telespettatore, perché ti chiedono, forse perché ti conoscono anche, quanto sia difficile per una ragazza come te conciliare lavoro, famiglia e pallavolo e io direi anche distanza da casa. Sì, diciamo che non è facile, le esigenze sono tante, sia dal punto di vista della famiglia, del lavoro e pallavolistico, perché diciamo logisticamente non sono ben organizzato, in quanto abito a Ferrara, lavoro a Venezia e gioco a Rovigo, quindi ogni giorno quei 100 km vanno, anzi anche di più, insomma vanno avanti, quindi lo faccio per amore della pallavolo, dello sport, sacrificando anche un po' quelli che sono gli impegni familiari e lavorativi.
Beh, puoi essere comunque da incoraggiamento a chi come te magari vive la stessa situazione, magari ha rinunciato allo sport per dare spazio alla famiglia o al lavoro. Tu sei l'esempio lampante che si può riuscire a conciliare tutto con risultati estremamente straordinari. E ancora da un telespettatore da casa, per Nicola sempre, come stanno le giocatrici? Ti chiedono. Nicola, te lo chiedo anch'io ovviamente, oltre ovviamente all'infortunio di Barbara, ci sono in squadra altri problemi o magari no, e nonostante la stanchezza dovuta al fatto di essere quasi a fine stagione, sono tutte disponibili per le prossime partite? A parte Barbara, spero di averle tutte disponibili. Abbiamo un problemino con Mila, il capitano, che ha un problema al piede che si porta dietro da un po', lo stiamo cercando di risolvere, però spero di averla a disposizione per domenica, perché c'è bisogno di tutti e per avere un'opzione in più, e tutte le altre invece, a parte gli acciacchi un po' dovuti alle 30 partite che abbiamo fatto fino adesso, che sono più che normali, è tutto sotto controllo, insomma. Domenica spero di avere le 11 giocatrici a disposizione. Al pieno della forza. Presidente, un invito al pubblico a seguire costantemente la bench. Beh, domenica scorsa, secondo un po' nostre stime, effettivamente abbiamo avuto un grande pubblico dal punto di vista numerico, perché forse abbiamo fatto un po' il record di presenze in palazzetto. E invitiamo ovviamente il pubblico sempre a seguirci in maniera importante, quindi più numeroso. La cosa bella è che oggi venire al palazzetto a vedere una partita di bench, quindi di volley, è uno spettacolo quello che va in campo, ma è uno spettacolo anche il pubblico, perché comunque quest'anno si sono organizzati gruppetti, si sono organizzati quindi tifoserie, c'è un pubblico più rumoroso. L'anno scorso era un pubblico abbastanza silenzioso, quest'anno effettivamente domenica la squadra erano in 7 in campo, perché comunque c'era un pubblico molto più presente, quindi ripeto, è un invito a venire a vedere le partite, tanto non si paga, perché è bello quello che c'è in campo, è bello il contesto, un po' meno bello il palazzetto, ma fa niente. Lavoreremo per farlo diventare più bello. Stiamo lavorando per voi. E venite a vedere bench domenica prossima, numerosi, e poi anche ovviamente le prossime, e abbiamo grandi aspettative anche sull'aspetto pubblico per quello che riguarda Final Four. Bene, grazie allora ai miei ospiti, al presidente, a Chetti Monteleone e all'allenatore Nicola Benini. Ovviamente l'appuntamento in campo con la bench per domenica prossima, 25 marzo alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Rovigo, al quale appunto vi invitiamo a essere presenti in tanti, così come in tanti vi invitiamo a seguire le puntate di Volley Time. Pertanto per adesso io mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 21 su Veneto Oggi. Arrivederci.